La capolista vuole continuare a dominare la Serie A della Lega Calcio A8. Ben ritrovati amici sportivi di Fanner dal circolo sportivo Stella Azzurra. Di fronte ci sono il Cotton Club e il COD 272. Inizia in questo momento il match con il primo pallone per il COD 272. Si dovrà subito ripetere la battuta, probabilmente irregolare. Adesso è buona. In maglia bianca i padroni di casa, da sinistra a destra. Risponde la capolista Cotton Club da destra a sinistra in maglia nera. Primo pallone per Santarelli, giro palla in difesa, subito pressato da Bongoura, deve andare lungo. Rimessa in gioco subito per il Cotton Club che, come detto, vuole continuare a dominare la Serie A e portarsi a +7 la seconda checco dello Scapicollo. Conti, verticale lungo, impreciso il suo suggerimento, facile la parata, tiro del Cotton, il lancio di Granati è impreciso. La fa sua proprio in questo momento l'estremo difensore del COD 272, rilancia lungo dove c'è Bongoura. Forcina, difende il pallone, non è perfetto il suo controllo. Può recuperare dunque il controllo della sfera, il COD 272 che si porta in avanti. Bongoura, sponda errata. Blandino, all'indietro Conti, da quest'altra parte dove c'è Zamperini, che oggi indossa anche la fascia di capitano. Recupera il COD, anticipo secco di Zamperini, che si porta in avanti sul settore di destra. In avanti per Forcina, anticipato da dietro, sarà fallo laterale, il primo di questa gara in zona offensiva per il Cotton Club. Alla battuta Tinazzi, si smarcano i compagni, Forcina tenta il suggerimento con il tacco, anticipato da quest'altra parte, subisce un fallo, anello, dunque sarà calcio di punizione per il COD 272. Anzi, era Locatelli che ha subito l'irregolarità. Bongoura vince un rimpallo, Zamperini non anticipa, allora Blandino resiste a una carica, scarica sul settore di destra dove riceve Conti, ancora Blandino, da quest'altra parte Zamperini con il sinistro, lunga per Forcina, buono lo scambio, il destro tentato da Nolano, comoda la presa in due tempi da parte di Granati. Nolano ha di fronte a sé 3 avversari, preferisce aprire dall'altra parte dove c'è Tinazzi. Nolano all'indietro comodo dove c'è Conti, Zamperini pressato, ottimo il giropalla del Cotton Club che gestisce con estrema calma il possesso della sfera e tenta di aprire una difesa del COD 272 finora davvero ben messa. Nolano prova la rasoiata col destro, controlla che il pallone esca fuori. Granati il lancio alla ricerca del solito Bongoura. Forcina forse subisce fallo, così è calcio di punizione in zona interessante. Sul pallone ci sono Conti e Nolano. Barriera a 3 scelta da Granati. Adesso è a 4. Vediamo chi andrà al tiro. Parte Lonalo col destro deviato. Il vantaggio del Cotton Club che si porta subito avanti al 7° minuto di gioco con la punizione deviata di Nolano.
Subito in vantaggio dunque la squadra ospite, che con una punizione che ha subito una deviazione da parte della barriera si è portata in vantaggio con Nolano. Subito il COD prova la reazione, Conti con calma stoppa e lancia lungo alla ricerca del solito Forcina, accerchiato da 3 avversari, difende bene il pallone, vicino alla bandierina del calcio d'angolo, si gira, atterrato da dietro, la palla arriva a Blandino che col destro raddoppia, c'era anche un fallo sul numero 9 Forcina, per la regola del vantaggio si è andati avanti, il raddoppio comunque del Cotton Club. Il gol dunque di Blandino, 2-0 per il Cotton Club, subito in apertura, nei primi 6 minuti di gioco. Blandino recupera, Zamperini, ottimo il cambio di lato all'indirizzo di Tinozzi. Nolano scarica saggiamente all'indietro dove c'è Zamperini, con calma Conti, ancora Nolano, perfetto il possesso palla. Santarelli in avanti, Forcina con il petto, recupera bene il COD che riparte da Granati. Lancio lunghissimo, l'anticipo di Conti, mantiene il pallone in campo Fernetti, all'indietro, Nolano, ancora Fernetti, cambio di lato non perfetto questa volta, Zamperini deve inseguire il pallone, riparte il COD 272 che si porta in avanti con il sinistro tentato da Manozzi. Non ci sono problemi per Santarelli che con calma va al rilancio lungo con le mani, Forcina al duello fisico, lo vince ampiamente, Nolano ha un po' di spazio, tenta il destro, palo clamoroso, colpito da Nolano, di controbalzo, ottimo il suo destro a girare con l'esterno. Il COD 272 in difficoltà di fronte alla supremazia tecnica e territoriale dei suoi avversari. C'è un fallo subito da Conti, anzi era Tinozzi che ha subito l'irregolarità. Cambio di lato da quest'altra parte dove prova a inseguire il pallone Forcina, imprendibile il suggerimento, dunque rimessa dal fondo con Granati, c'è Manozzi libero da questa parte, non lo serve il portiere, lungo il colpo di testa, tenta di mantenere il pallone in campo Bongoura, non è facile, il Cotton ha già fatto capire le proprie intenzioni portandosi sul doppio vantaggio in poco più di 6 minuti. Anello con le mani, Locatelli sbaglia il tocco e allora Fernetti va direttamente alla conclusione in porta, sarà calcio d'angolo, il primo di questo match in favore del Cotton. Palla morbida sul secondo palo, stacca Zamperini. Il pallone rimane in campo, rimesso nuovamente in mezzo, in maniera errata. Chiama il time out, il COD 272. Sta per riprendere il gioco con la rimessa con le mani per Anello, all'indietro da Stolfo. Fronte alta, preferisce scaricare all'indietro. Altissima la pressione del Cotton, recupera Fernetti in mezzo per Forcina. La parata di Granati. Con le mani. Locatelli, c'è forse un'irregolarità non ravvisata dal direttore di gara. Blandino, Zamperini. Vedete, se ci sono compagni in mezzo preferisce ricominciare da Conti.
scambia con Zamperini, ancora Conti, a testa alta, linea mediana del campo, prova direttamente la conclusione, la grandissima parata di Granati, libera a fatica il COD, tenta Bongoura, Zamperini, imperioso il suo intervento, perfetto anche il cambio di gioco all'indirizzo di Manozzi. Prova Fagioli, un po' di spazio, Fagioli tenta il destro, la grandissima parata di Santarelli, Bongoura, la conclusione, esterno della rete, vicino al 2-1 il COD 272. Santarelli, grandissima parata la sua, la prima del match. Su bomber Fagioli, 19 gol per lui in campionato, è andato a sbattere sull'estremo difensore della squadra ospite. Conti, Anello, anticipo secco su Blandino, ma la palla è ancora preda di Santarelli. Forcina commette fallo in attacco ai danni di D'Astolfo, calcio di punizione per il COD 272 che può respirare in questo frangente. Recupera palla Fernetti, prova il tiro con i pugni, la grandissima parata ancora una volta di Granati, mantiene il pallone in campo il COD. Da quest'altra parte c'è Anello che ha un po' di spazio, non viene servito, adesso sì ma male, intercetta Blandino, va il numero 6 in avanti, Blandino, serie di finte, grandissimo intervento di D'Astolfo questa volta che gli mette il pallone in calcio d'angolo, sarà il secondo di questo primo tempo. Alla battuta il solito Nolano, autore del gol del vantaggio, a cui è seguito il raddoppio di Blandino, palla sul secondo palo, troppo forte, non c'è nessuno, si lamenta Zamperini con il compagno. Locatelli non riesce a ripartire il COD 272, esce con i piedi Santarelli, morbido in avanti, c'è soltanto Anello che può ricevere questo pallone, finta, scarico centrale per Locatelli, Fagioli prova a girarsi, il rimpallo lo sfavorisce, sarà rimessa in gioco con le mani, comoda in zona difensiva per il Cotton, saldamente in vantaggio. Tinozzi, con le mani morbido Fernetti, non è perfetto il suo colpo di testa, poi Forcina tenta di prolungare, dall'altra parte Lozzi protegge il pallone, sarà soltanto rimessa dal fondo con le mani Granati. Buono lo stop di petto di Fagioli che chiede un fallo di mano di Nolano che non c'è. Tinozzi all'indietro per Santarelli, lunghissimo il suo suggerimento, tocca Anello, sarà rimessa in gioco in zona offensiva per il Cotton, con le mani andrà Zamperini. Lunga la rimessa in gioco con le mani, colpo di testa di D'Astolfo, c'è un fallo in attacco commesso da Blandino, prova a batterla veloce. Fagioli se ne va in mezzo a tre, Locatelli, Bongoura difende ottimamente il pallone dall'attacco di Nolano, poi subisce fallo, giusta l'irregolarità e la punizione guadagnata dal numero 92. Fernetti recupera palla e scarica per Tinozzi. Conti giravolta su se stesso e poi palla morbida all'indirizzo di Fernetti, errato il suo suggerimento, poi rimessa in gioco, battuta male, allora Forcina guadagna un calcio d'angolo dopo aver recuperato il pallone, sempre in agguato il numero 9 che ancora non si è sbloccato in questo match. Nolano si incaricherà di mettere in mezzo questo pallone, movimento in aria, la palla schizza, poi finisce in calcio d'angolo da quest'altra parte, spinge il Cotton che vuole chiudere subito la contesa.
Difende a piano organico il Code 272. Soltanto 2 uomini fuori per il Cottone, palla in mezzo. Zamperini non ci arriva. Può andare con le mani. Dall'altra parte Tozzi. Nolano. Suggerimento per Forcina, che va direttamente in porta. Imprecisa la sua mira. Palla sopra la traversa della porta, difesa da Granati. Conti. Nozzi vince fortunatamente un rimpallo. Prova la verticalizzazione per Forcina. Imprecisa, dunque recupera il Code 272. Anello. Zamperini si mette tra uomo e pallone e guadagna la rimessa in gioco. Lunghissima la battuta. Forcina con il petto per Nolano, attaccato da Manozzi. Vediamo se si libera del pallone. Cambio di lato veramente bellissimo per Tinozzi, che mette in mezzo la girata di Forcina. Palla al lato di un soffio. Granati molto impegnato in questo avvio di gara. Se il risultato non è aumentato è anche per merito suo. Con le mani Anello. Osserva il piazzamento dei compagni, poi serve il lungo. Manozzi che tenta il suggerimento in mezzo, non ci sono compagni che possono ricevere, dunque comodissima sarà la rimessa laterale per Tinozzi. Si fa vedere Nolano, stop dall'altra parte. Lancio lungo di Tinozzi, Forcina, difesa del pallone splendida, attaccato da 2 avversari. Non c'è fallo secondo il direttore di gara e allora recupera il Code. Forcina commette fallo in attacco su D'Astolfo. Adesso l'arbitro va a richiamare il numero 9 che si è lamentato per il fallo precedente non fischiato. Riprende la gara. Prova Lozzi direttamente in porta. La parata con i pugni e poi la riapre Bomber Fagioli. 20° gol stagionale per il numero 8 del Code 272. Gara riaperta 1-2. A sorpresa la squadra di casa ha riaperto la contesa. 1-2 qui alla Stella Azzurra. Santarelli si è opposto alla prima conclusione ma nulla ha potuto sul tap-in violentissimo di Fagioli. Conti sbaglia il passaggio per Blandino. L'inerzia della gara potrebbe cambiare. Bongoura attaccato da Zamperini, si gira bene. Ancora Bongoura, deviato il suo passaggio. Locatelli attaccato da Fernetti, con il tacco si libera perfettamente del pallone. Manozzi, fallo di mano di Zamperini, calcio di punizione vicino alla linea del fallo laterale. Locatelli, Anello, ha preso fiducia il Code. Zamperini, stacco imperioso di testa, rimane contuso Fagioli. Che ha subito un colpo alla schiena. Riprende la gara. Rimessa per il Code. Ancora un rimpallo a favorire la squadra in maglia bianca. Fagioli. In mezzo a 3. Ha sempre il pallone tra i piedi. La conclusione. Ancora Locatelli. Da quest'altra parte Anello. Stop di coscia. Ancora Anello in mezzo. Ribattuto da Blandino. Si è accesa la gara. Il Code 272 ha preso coraggio dopo il gol del 2-1. Firmato Fagioli. Va giù Bongoura che chiede l'intervento dell'arbitro. Non c'è nulla. Santarelli con i piedi. Morbido in avanti. Forcina. Solito duello rusticano con il difensore che è D'Astolfo. Commette fallo il numero 9. Calcio di punizione.
Morbido con i piedi Bongoura, aveva un'ottima chance sul filtrante di Locatelli, adesso è il Cotton Club a chiedere il time out. Riprende la gara dopo il time out richiesto dal Cotton Club. Nolano se ne va sull'out di sinistra dove c'è Blandino, face to face con due difensori, raddoppiato, se ne va sul fondo Blandino, palla in mezzo. Ottima la chiusura della difesa del COD, poi la palla per Forcina, il miracolo con le mani di Granati. Il direttore di gara va a redarguire la panchina ospite, troppo rumorosa in questo avvio, si sta lamentando tantissimo delle decisioni arbitrali. Calcio d'angolo dunque battuto, Nolano in mezzo, stacca Zamperini, palla sul fondo dall'altra parte, Granati con le mani può andare lungo, anzi preferisce giocare corto. Va via Fagioli, in mezzo a due, subisce fallo, calcio di punizione che non viene fischiato però. D'Astolfo, anticipo secco su Forcina, ancora D'Astolfo, attaccato da Fernetti, scarica sull'out di sinistra, dove c'è Lozzi, sbagliato il passaggio all'indietro, non ne approfitta però Forcina. Manozzi non è riuscito a mantenere il pallone in campo. Fagioli di testa non può trovare compagni liberi, comoda la presa di Santarelli, si allarga Zamperini, dall'altra parte anche Tinozzi, va lungo l'estremo difensore, l'anticipo secco questa volta di D'Astolfo. Bongoura non arriva sul pallone, lancio lunghissimo di Tinozzi, comoda la presa di Granati. Locatelli, Fagioli, fallo ai suoi danni, calcio di punizione nella zona della tre quarti campo. Sul punto di battuta c'è proprio, anzi no, non è Fagioli, bensì ci sono Manozzi e Locatelli. Quattro uomini in barriera. Palla battuta col destro, palla alta sopra la traversa, nessun problema per Santarelli. Solito lancio lungo per Forcina, non arriva sul pallone e dunque ancora lancio lungo con le mani di Granati, con il petto Fagioli. Lozzi, attaccato da Fernetti, deve difendere il pallone, va giù, Lozzi, non c'è fallo, rimessa in gioco che sarà per il Cotton Club, si accendono gli animi anche in panchina. Nolano, pallonetto buono, Fernetti disturbato al momento della conclusione, non c'è calcio di rigore. Tinozzi va direttamente alla conclusione in porta, palla che lambisce il montante alla destra di Granati e se ne va sul fondo. Si sta incattivendo la gara. Bongoura, sbagliata la sponda. Conti, c'è Blandino da quest'altra parte che può ricevere face to face con Anello. Tocco centrale per Nolano che va al volo con il destro, palla larga di 1 metro abbondante al lato della porta difesa da Granati. Anello, sbagliato il suggerimento lungo per Bongoura. Nolano, Blandino, raddoppiato, trova Forcina in avanti, lato corto dell'area di rigore, raddoppiato subito da Anello e da Stolfo. Tenta di mettere il pallone in mezzo, non ci riesce, Conti. Sale di ritmo il Cotton Club. Santarelli lunghissimo con le mani, colpo di testa di Lozzi, all'indietro, comoda la presa ancora di Granati che tenta sempre il lancio lungo. Conti alza un campanile dove si avventano Fernetti e Lozzi, commette fallo il numero 3 del Code 272
Sarà calcio di punizione e ammonizione per le proteste di Locatelli. Conti, palla poco oltre la linea mediana del campo, chiede che la distanza sia rettificata da parte di Bongoura. Parte adesso Conti, teso, colpisce Bongoura, Blandino, Forcina, non è perfetto il suo controllo, poi tenta il passaggio in mezzo, finisce qui il primo tempo, il Cotton Club è in vantaggio per 2-1 sul Code 272. Riprende in questo momento il secondo tempo con il primo possesso per il Cotton Club. Blandino va alla conclusione, deviata, palla che rimane in aria. Ci sono problemi, probabilmente per Lozzi, che è rimasto contuso a uno scontro con Forcina, che va a sincerarsi delle condizioni. Si riprende Lozzi, dunque si può anche ricominciare a giocare. Palla per Granati che con le mani osserva il piazzamento dei suoi compagni. Lancio lunghissimo, quest'altra parte il colpo di testa. Blandino, forse un intervento in gioco pericoloso, così è, calcio di punizione fischiato in favore degli ospiti che conducono per 2-1. Subito pallone lungo alla ricerca di Forcina, protegge saggiamente l'uscita del pallone. Forcina, non c'è fallo su di lui. D'Astolfo, un rimpallo lo sfavorisce, ancora in out. Lozzi con le mani, lunghissimo per Bongoura, buono lo stop. Fagioli, c'è fallo di Conti, calcio di punizione. Alla battuta Locatelli. Anche Fagioli gli tocca il pallone, tiro direttamente sulla schiena di Tinozzi. Rimessa in gioco, si fa vedere Bongoura che stoppa con il petto, riceve ancora il pallone. Non c'è fallo di Fernetti, lancio lunghissimo, ancora preda dell'estremo difensore Santarelli. Cambio di lato da quest'altra parte, Blandino, Tinozzi, Conti a fronte alta. Sbaglia il passaggio, riparte il Code 272, pericolosissimo con Fagioli che se ne va sull'auto di destra, lato corto dell'area di rigore. Guadagna forse calcio d'angolo, così è dopo l'intervento in ripiegamento difensivo di Nolano. Tiro dalla bandierina. Salgono le torri, c'è Lozzi sul secondo palo, palla in mezzo proprio per Lozzi. Mette fuori, però proprio il numero... Anzi, la rimessa in gioco è per il Code 272. Va direttamente in porta con il destro. Manozzi.
Santarelli non ha alcun problema e gioca corto per Conti. Lancio lunghissimo che trova Fernetti, ma con il destro Nolano, rimpallato Blandino, rimbalzo strano del pallone. Bongura riceve adesso il pallone, non c'è fallo, può ripartire comodamente Conti, face to face con l'avversario. Da quest'altra parte Tinozzi, palla morbida in mezzo sul secondo palo, non ci sono uomini, con le mani andrà dal fondo Granati, non ci sono compagni vicini, dunque sarà ancora palla lunga, colpita di testa. Ma quando ne fischi mezza? Quando sarà il momento? Senti che risposta io. Ma pensa te no. Tinozzi, dall'altra parte c'è un po' di spazio, Forcina tenta di girarsi, palla ampiamente sul fondo, gara apertissima in questo secondo tempo quando sono passati soltanto 6 minuti. Conti, Blandino, due avversari su di lui, tenta di andarsene sul fondo, Blandino in mezzo, rimpallato, calcio d'angolo, il primo per il Cotton Club. Nolano alla battuta, con estrema calma il numero 24 del Cotton Club non ha alcuna fretta di rimettere il pallone in gioco, è arrendato a terra anche Forcina, problemi con D'Astolfo, va in mezzo, morbido Nolano, fallo in attacco commesso da Bomber Forcina. È ripartita la gara con Bongura davanti alla panchina ospite. Zamperini con calma serve all'indietro il difensore. Nolano, verticale lunga, errata per l'inserimento di Fernetti. Recupera Zamperini, con calma il Cotton, lancio lungo, controlla bene la difesa, alla ricerca del solito Bongura, fallo commesso, subito battuta la punizione. Nolano, Blandino, palla morbida sul secondo palo per Forcina, l'ultimo tocco è il suo, dunque rimessa dal fondo. Sbaglia in impostazione il code 272, Fernetti, attaccato a sua volta da Anello, commette fallo Fernetti, anzi no, soltanto rimessa in gioco con le mani per il code 272. All'indietro Lozzi riceve e imposta, lancio lungo per Borci che commette fallo in attacco. Gioco fermo per il fallo del neo entrato numero 9 Tinozzi. Cambio di lato perfetto per Blandino, 1 contro 1, rimpallo e fallo laterale in zona offensiva per il Cotton Club che vuole il 3-1. Zamperini con le mani asciuga il pallone, si fa vedere Nolano, la palla invece è in mezzo, colpo di testa imperioso di D'Astolfo, contropiede con il 272, 2 contro 2. Zamperini, intervento difensivo imperioso, non c'è fallo. Era Conti, in realtà Zamperini si sta lamentando con i propri compagni per il contropiede concesso. Santarelli
corto per Tinozzi, supera un avversario. Ancora Tinozzi in mezzo, Nolano tenta il suggerimento filtrante. C'è forse un fallo ai danni di Borci. Calcio di punizione. Salini, battuta subito la punizione. Locatelli, Lozzi va direttamente in porta, deviato. Calcio d'angolo. Anzi, è stato un giocatore delle Code 272. Rimessa dal fondo. Cambio di lato completamente sbagliato da parte di Zamperini. E dunque Lozzi può rimettere in gioco l'anticipo di Tinozzi. Poi Conti. Fagioli non trova il pallone. Il rimpallo sfavorisce il numero 8 delle Code 272. Rimessa con le mani per Tinozzi. Alla ricerca di Fernetti. Zamperini non controlla, ma la rimessa in gioco è comunque sua. Battuta lunghissima, Fernetti. Anzi, era Forcina. Animi concitati in questo secondo tempo. L'arbitro va a calmare la situazione. D'Astolfo ha subito un colpo. No, se arriva la perdiamo subito. Ma è palla nostra, per lei è difficile. Scusa, che fa? Parla lui l'ascolti, parlo io mi ascolti. Che fa il fenomeno? Ridà la palla il Code 272. C'è un cartellino giallo all'indirizzo di Tinozzi. Qualche parola di troppo al direttore di gara. Zamperini, filtrante lungo in avanti, Forcina. Non c'è fallo su di lui. Riparte il Code. Salini, attaccato irregolarmente dall'intervento di Conti. D'Astolfo, morbido, in avanti. Non ci sono compagni. Zamperini può comodamente proteggere il pallone e fallo laterale per il Cotton Club. Anzi, la rimessa è dal fondo. Santarelli, lunghissima. Tra le mani ancora di Granati c'è un'espulsione per un componente della panchina del Cotton Club. Continua il conciliabolo tra le due panchine. È stato allontanato forse il presidente del Cotton Club, Giuseppucci, che prende la via dell'uscita dal campo. Salini forse restituirà il pallone al Cotton Club, così è. Rilancia subito nella zona offensiva dove c'è Forcina. Questa volta il fallo è ai suoi danni. Calcio di punizione per il Cotton Club. Sul punto di battuta Nolano e Conti. Va con il destro Nolano. Palla ribattuta dal muro difensivo del Code 272.
Blandino con le mani, rimessa offensiva, si fa vedere Zamperini, riceve il pallone, lo prolunga di testa. Tinozzi può proteggere la rimessa in gioco. Vuole Forcina Tinozzi, lo cerca con un lungo shoot con le mani. Blandino, serie di rimpalli, passaggio filtrante rischioso, recupera Tinozzi. Blandino all'indietro comodamente per Zamperini che tenta il cambio di lato, lo ottiene. Tinozzi attaccato da Salini, trova Forcina, in mezzo colpisce proprio Tinozzi. Code 272 che può ripartire con Fagioli, appoggio per Salini, regola del vantaggio sul fallo. Manozzi va direttamente col sinistro, rimpallato dall'intervento difensivo con il piede di Conti. Da Stolfo supera un paio di avversari, perde il pallone. Forcina all'indietro il passaggio. Tinozzi dall'altra parte Zamperini, giro palla per Conti, attaccato da Borci che commette fallo, punizione. Battuta da Conti, la punizione corta per Nolano. Cambio di lato di Tinozzi, pallone arriva a Zamperini, lungo shoot in avanti, Lozzi di testa. Locatelli trova un corridoio e serve sull'altra parte del campo. Salini si avventura in un dribbling. Locatelli, Lozzi ha di fronte a sé Tinozzi, il rimpallo premia il numero 3 del Code 272, sempre alla ricerca del pareggio. In area per Borci, stacca Conti, il rinvio alla ricerca di Forcina che in mezzo a due stoppa ancora splendidamente il pallone, lo difende, subisce il fallo da parte di Rinaldi, sarà ancora punizione. Conti sul punto di battuta, va morbido in mezzo, il colpo di testa di Forcina sul secondo palo, arriva comoda la presa l'estremo difensore Granati. Salini, cambio di lato perfetto, in mezzo Tinozzi. Forcina sempre attaccato da due avversari, subisce il fallo di Salini. Il direttore di gara comanda ancora una volta calcio di punizione, preferisce giocare corto Zamperini. Tinozzi, corto all'indietro dove c'è Conti, ancora Zamperini, morbido il pallonetto in avanti. Ha abbassato notevolmente i ritmi in questo secondo tempo il Cotton Club, non ci sono state occasioni da segnalare dall'una e dall'altra parte. Forcina difende il pallone, subisce ancora una volta fallo, punizione dal limite dell'area di rigore.
Sul punto di battuta c'è Nolano. Fischia l'arbitro. Barriera a 2. Parte Nolano direttamente in porta. Palla che sfiora il palo alla sinistra di Granati. Calcio d'angolo. Morbido il pallone in mezzo di Tinozzi. Colpo di testa direttamente sul fondo. Granati tenta il suggerimento lungo, stacca Zamperini. Blandino prova a mettere giù il pallone, non ci riesce. Sarà ancora rimessa in gioco per il Code 272 quando mancano 5 minuti alla fine di questa gara, che è ancora aperta. Gallano recupera il Code 272. Lozzi ha di fronte a sé Fernetti, preferisce cercare Locatelli, non lo trova, sarà soltanto fallo laterale. Rimessa lunga, c'è un fallo su Forcina, anzi è lui ad aver commesso l'irregolarità. Salini spinge il Code alla ricerca del pareggio. Rinaldi trova l'opposizione di Zamperini, che guadagna anche fallo laterale. Zamperini, lunghissimo il suo filtrante con le mani. Recupera la difesa del Code 272. Va in avanti Granati. Nolano da terra commette fallo di mano, calcio di punizione. Probabilmente ci sarà anche l'ammonizione per il numero 24. Così non è, invece sarà soltanto calcio di punizione da buona posizione per il Code 272, che ha una buona chance per trovare il pareggio. Barriera a 3 scelta da Santarelli. La Ruffa sul punto di battuta. Parte il numero 7 direttamente in porta. La respinta di Zamperini. Riparte il contropiede del Cotton Club. L'anticipo di Salini. Messo giù. Ancora punizione. Punizione interessante per il Code 272, che si riversa in avanti alla ricerca del pareggio. Sul pallone ancora la Ruffa. In porta deviato, la respinta con i piedi di Tinozzi. Forcina subisce fallo. Calcio di punizione per il Cotton Club, che guadagna metri e secondi preziosi. Ammonizione probabilmente per la Ruffa. Alla rincorsa Conti e va in porta, tiro completamente sballato, alto sopra la traversa, nessun problema per i Granati. Nolano subisce fallo, anzi era proprio Tinozzi. Punizione per il Cotton Club. Un minuto o poco più alla fine di questa gara, che il Cotton Club
sta portando a casa con il minimo sforzo. Conti, cambio di lato, rasoterra, scivola Blandino, dunque soltanto rimessa laterale per il Code 272. All'indietro il pallone per D'Astolfo, attaccato da Forcina regolarmente, anzi no, subisce adesso il fallo, punizione difensiva che verrà battuta da Capitan D'Astolfo. Palla morbida, si deve ripetere. Battuta morbida, colpo di testa del solito Conti. Non riesce a ripartire l'azione del Cotton Club. Ottimo il disimpegno. Forcina recupera il pallone per il Cotton. C'è un po' di spazio per Fernetti. Lato corto dell'area di rigore, in mezzo. D'Astolfo subisce il fallo di Forcina che poi allontana il pallone. Un minuto alla fine di questo match. Salini messo giù regolarmente. Lozzi alza la testa, poi ci ripensa, palla indietro. C'è Salini a terra, la ruffa. Si porta il pallone sul destro, lo prova, deve alzare in angolo Santarelli, calcio d'angolo dunque per il Code 272. Palla morbida in mezzo, la spizza Tinozzi, finisce qui il match. Il Cotton Club vince per 2-1 sul Code 272 e si porta a quota 57 punti in classifica, 7 in più della seconda Checco dello Scapicollo, che però deve ancora giocare la sua partita.